Di nuovi live su Sportisina ancora qualche problema, ci scusiamo nuovamente per il disagio di di 3-0 avanti il Bagheria per 2-0, poi c'è stato un calcio di rigore molto dubbio per il vero, per il contatto di Gallina su Stassi. Gallina ha toccato il pallone, ma secondo l'arbitro ha preso anche il piede di Stassi e ha causato un fallo a rigore trasformato. Giorgio Stassi che ha sprezzato Gallina e ha fatto doppietta, quindi risultato di 3-0 per il Bagheria. Gastone se ne va molto bene sul numero 4, da una parte o dall'altra, fallo sul terzino del Bagheria. In verticale Gastone uscì bene questo pallone per il Carenze, può ripartire. Cina, movimento di Fiorentino, Cina allarga bene sull'esterno con la mano numero 7, 1 contro 1, Fiorentino prende il fondo che hanno giocato di Fiorentino, ancora si ferma lui, poi ribaudo contro Tassone, Cina rimpallo, non riesce il Carenze, esce adesso la prova spazzata numero 4. Sopra Imbastino in azione attacco, il Carenze non riesce. Però qui si addormenta, il ribaudo porta via il pallone all'altro 1-10, ma c'è fallo sotto gli occhi dell'arbitro a il Bagheria. Battuta velocemente, Ferrara largo per Stassi a giro e Gallina fa una gran parata. Stassi ha calciato lui, non è andato da Gastone che arriva a sinistra. Davvero una confidenza col gol estrema. Giorgio Stassi e qui Giovanni Gallina fa una gran parata in allungo, infatti Stassi si va a complimentare dopo qualche scaramuccia di poc'anzi. Stassi ancora a caccia il gol, ma Gallina glielo nega alla sua maniera, c'è calcio d'angolo adesso. Badami dal corner, poi in mezzo Ferrara di testa la gira, poi c'è a terra un uomo di Carenza, ancora Ferrara, ha tentato di cordiarsi, ci riprova, pallone alto, mischia in area, è riuscito a allontanare il numero 7 dell'I Carenza che è rimasto a terra e poi la rovesciata di Ferrara che termina alto. Tutto a posto per il 7. Andrea, è pericoloso, aspetta che non lo chiama, aspetta. Numero 7 Adragna, rinvio Gallina. Andrea, vedi? È pericoloso, no, proprio viene, aspetta. Ancora Giovanni Gallina, sempre verso il centro, di Esta Florio contro 2, resiste, poi Badami apre su Fiorentino, riceve il 7, alto duello con Tassone, traversone di Fiorentino per Stassi, Gallina brava, troppo lunga per Stassi e Gallina con le manone ci arriva su questo pallone e poi torniamo sulla freddezza sul penalty di Stassi. Costa, contatto qui, fallo su lui, Canatella troppo focace qui, troppo foca la pressione e fallo su Costa. Gastone, servito da Procida, Gastone contro lui, prova a far filtrare questo pallone, doppio rimpallo, poi è scivolato qui il numero 4, allora Ferrara penetra in mezzo a 2, in mezzo a 3, poi grande palla dentro per Ribaudo, poi Zegolè, Ribaudo guarda in mezzo, la mette con l'esterno, è arrivata la chiusura difensiva da parte di Adriano Tassone, calcio d'angolo.
Altro corner in mezzo, c'è sempre Stassi, poi ha messo fuori da Dragna, poi raccoglie l'altro 7 fiorentino che apre ancora su Badami, forse fuori gioco di rientro, questi da Bandi di Carenza che lascia tutti in fuorigioco, aveva controllato Florio. Ferrara ci crea su questo pallone, poi il pallone spazzato via, raccoglie Cina che torna dietro da Miceli che rinvia svirgolando un pochino. Qui siamo oltre il 45esimo, ma si è perso tempo, quindi dato un recupero Maxi l'arbitro. C'è stato l'infortunio di Amato, qualche scaramuccia poi dopo il gol del 3-0 di Stassi. Ancora il Bagheria però a distendersi con Gastone che guarda di mezzo, va al cross per Stassi, stavolta sembrava essere partito in posizione colare, invece no, ancora fuori gioco per il numero 9. Ha messo un'altra grande palla da via Gastone. Sombrero qui di Adragna, anche elegante su Cina, poi Costa, cambiato interessante di Costa per Ferrara, per il primo controllo di Ferrara. La palla di ribale sotto, Ferrara resiste, rientra sul destro, può calciare, Ferrara si appoggia sul ribaudo alto, corpo alto da parte del numero 10. Bella giocata di Ferrara che è una furia a sinistra. Quest'oggi sta istituendo benissimo Caracappa da titolare che è in panchina, perché non rinuncia a Fiorentino che è a destra. Ecco, la dice è passata dalla schiena di Minnone a quella di Ribaudo che sta gestendo bene però la pressione del numero 10, e poi sta gestendo molto bene anche Ferrara che sta rimpiazzando da titolare Caracappa e comunque è in panchina. Gastone, Sombrero, poi si appoggia bene su Ribaudo, pallone con l'esterno interessante, sbuca Gastone, la posizione è ancora di fuorigioco con Gastone che è rimasto immobile. Sempre il numero 3 molto offensivo quest'oggi, molto offensivo, lo troviamo quasi da esterno, fa dei continui interscambi sulla fascia con Ferrara. Fiorentino, Badami, gran palla in verticale per Ribaudo, sembra saltare qual è la posizione, lo era perché non si alzava la bandiera assistente, comunque è uscito prontamente Gallina. Procida protegge ottimamente qui sulla pressione di Cannata e la palla che esce in out. Fiorentino, gran palla in verticale a cercare il Ribaudo che sbuca le spalle